torta al fogolar e per nappe la guerra con la voce di un ciampaiar tutti attenti qui si ascolta nostra nonna che filant e non sconta che una volta c'è di l'anno quando il mestri de farie. Il signore Sampieri i continua in lor gira torpe tiarnie, quanca una dì in un paesiut di quattro chiases, una gligiuta piccinina, aiodi su pe quarto de farie un cartel, culì al lavoro il mestri di tutti i mestris. I due viandanti, i scicchiali in sbarlufiz e maraveats, ma a tirin a lung, chiacchierando al plui dal mancul. Tutto in un momento, però, Sampieri al salta su, dicendo, ma signore, il mestri dei mestris non vorresti se deiessi voi, invece di che il basoval che si crodiessi tan brav. Il signore fa sboccia di ridi e dice a Sampieri, avresti deiessi così pieri, ma qualchidun al crodiessi sempre che il canolè. C'è dici tu, vino da dai una lezione? Sì, paron. Tornin in da ore, fasigno dir che stupidat cui calè il vermestri ai rispuin pieri e giranti i tax i torni sul lor pas fin tramai denant de faria. A il signor al tuca, entrant al domanda se per plasei al podeva dopra un imprest per come da un argagni che aveva i di fur e che l'era proprio mal conciato. Il fari col grimaldi corean, la barretta sul chiav, il maciuli in man, a si fa in devan di lui e gli dice che qualsiasi roba che fosse stata mal ridotta, lui la voresse come data. Veso io dut, sì o no che il cartel cal pendula devan de porta? Lui all'era il migliore in tal mondo e al podeva come da tut quanto. Il signore allora al torna di fur e dà un colput sulla spalla a Pieri e in un marilamp al diventa piccinin, se scridilit e da fa paura. Il signor allo porta denti e al domanda al fari s'al podeva come dalu. Lui non badava a spese, al vorres paiat qualsiasi cifra, pur di veilu nuovo. Il fare resta di clap. Non aveva mai fatto una lavoro del genere e entie, se mal volentieri, a squen rifiutare l'incarico. Se al voleva provare e farlo lui di besol, lui annollà nulla incontrari. Il signor lo ringrazia e brincat Pieri con una smuarsa, allo poi sulle sborre imburidas e lo lascia fin tramai che diventa rossa. A quel pont, allo chiappa e lo poi sull'incugni e con quattro colpi ben sestati, con la maccia lo fa diventare dritto e plac come una brea. Dopo lo mette di burrida in tal po' di laga frestia e dal vapore che si scaturisce al salta fuori un Pieri giovine, dritto, biel come un soldato. Il fari arresta di clap. Lui non aveva mai voluto a fare un esperimento del genere e che l'uomo invece era stato buono di fare quasi un miracolo. I due viandanti intanto ringrazia il fari per il piacere che aveva fatto e gli scinde farie e lasciano l'uomo che si credeva il più babio di tutti con una quarta di naso. Non volendo però essi di manco di nessuno, il fari ha deciso di fare le stesse robe che aveva appena seduto, di tirare forse pari da liet e lo porta giunte farie. Il puerom era una vora vecchio e malandato e quando Sofia gli dice che aveva aiutato, gli dà il permesso di provare su di lui e fa altrettanto. Il fari ripete tutti i gesti del pellegrino, ma il risultato fu una vera disfatta. Il vecchio il muro brusinato,
lasciando il figlio in una grossa disperazione. Passata la burrastia des lacrime, tante tant, il mestre di tutti i mestri al prova cericche i doi, e aiutata proprio chi pulsava d'onde di chiesa so. Lui sbalsamant, conta ciò che era capitato e io prea di aiutarlo per carità di Dio. Lui non voleva che passo pari, aveva domo sbagliato alc e come aveva di bisogno dal loro aiutori. Il Signore aveva due di quel biadaccio, calvaiva come una fontana, e allora lo fa sentadoglia di sé e dice che non sia mai da essi superbeos, pensando di essi migliori in tal mondo, perché che, come o di bot, si chiaterà sempre qualchidun che è più babio di te in qualsiasi lavoro. Che lati tirando sul naso che correva come i frutuzzi, quando va in a lungo, allo prea di aiutarlo e di domandare con umiltà ciò che aveva da fare per far tornare suo pari vivo, e se malandato come prima. Il Signore, come avuto di tanto dolore, gli dà una tocchiadina su una mano e dice che al torni pure a casa contento che suo pari al sta miglior di lui, ma si fa imprometti una roba importante. Noi è più scritta stupida sulla porta, il farrier torna a casa pieno di speranza e miracoli. Al chiato sopari che batteva il fier proprio come una volta. E stava benon e si domandava dove era là il mestre di tutti i mestri. L'uomo non rispinta. Al monte sunt una schialuta, agliava l'insegna de porte e la scaraventa sul fu che l'ardeva vigoroso. Una schiria di falisce si sieva in su, di che insegna, e il fari al pensa che era la fin giusta di una roba, una vora sbagliata. Mai più superbi al pensa fra sé e sé, e al taccabatti l'incun con tutta la sua forza. Peones par un troi, vigni io finaculi e hai il fil per così voi su canale presta a dormire. Resta sola la cucina, nera fin domani e la nave che bucina conta il test di quel sovrano.